Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute. È davvero un grosso piacere essere qui con voi questa mattina in questo nostro teatro, che è un po' casa mia, casa nostra, qui a Soria, una piazza nella quale in questi anni abbiamo cercato di far nascere e far crescere tante iniziative, tante attività, tante possibilità basate sull'idea che incontrarsi, parlare, conoscersi, riflettere, usare la propria testa, le proprie emozioni, la propria fantasia per pensare il futuro sia il modo giusto per affrontare ciò che ci accade. E questo evento, questo grande evento che questa mattina con ospiti che a breve vi introdurrò di assoluto prestigio riusciamo a condurre qui grazie alla capacità, alla bravura, alla passione che Martina Sterlini, che Vittorio Gallo, che Danilo Parodi, che tutto il nostro staff del progetto SPRAR mette in campo, è uno dei modi per affrontare quello che sta succedendo, affrontarlo guardandosi negli occhi, affrontarlo usando il cuore, la mente, informandosi, documentandosi, cercando di capire con la propria esperienza, al di là di ogni sterile polemica, cosa sta succedendo e qual è il nostro dovere in una situazione di questo genere. Ciascuno avrà il suo, ciascuno è portatore di un dovere, il dovere civico ci accomuna, ciascuno di noi lo declina e appunto incontrarsi, parlare, formarsi è un modo per affrontarlo. Questo è un posto a me particolarmente caro, nel quale cerchiamo di fare la storia, la nostra storia, quella locale, raccontando storie. È un teatro, c'è un palco, c'è un pubblico, c'è un incontro diretto e le storie che cerchiamo, che portiamo su questo palco con la nostra stagione sono un po' l'asse portante del modo in cui cerchiamo di pensare e pensarci. Mi veniva in mente questa mattina un'immagine, mi è tornata da stamattina presto, più volte in mente, e vorrei condividerla con voi, ed è l'immagine di un destriero, di un cavallo nero, un cavallo imbizzarrito, con la criniera al vento, che corre, che si dimena, che scalpita, che muove gli zoccoli e le gambe in maniera assolutamente frenetica. E intorno a questo cavallo mi venivano in mente delle persone, mi veniva in mente che rispetto a quel cavallo noi possiamo pensare ad un fantino, a qualcuno che riesce a salire sul dorso di quel cavallo e a sfruttarne in qualche modo l'incredibile energia, a seguirne l'impeto, a canalizzarlo e a lanciarsi sulla sua groppa, mantenendosi stretto anche nell'instabilità che cavalcare un destriero imbizzarrito può comportare, cercando di non cadere e correndo verso una meta, verso qualche meta. Oppure mi è venuto in mente che intorno a quel cavallo ci possono essere degli spettatori che guardano questa scena, che lo vedono muoversi, che lo vedono saltare, che ne contemplano in qualche modo la bellezza, ma ne vivono anche la distanza, la tensione che questa immagine crea. E mi è venuto in mente che intorno a questo cavallo possono esserci anche dei domatori in qualche modo, dei cowboy, delle persone che cercano con le loro abilità di contenere la sua bizzarria, il suo imbizzarrimento e di riportare questo animale bellissimo, perché è un cavallo bellissimo quello che c'è nella mia mente, alla sua calma, alla sua quiete, alla sua situazione, per poter poi con questo cavallo andare avanti. E ho pensato che quel cavallo nero che da questa mattina presto ha abitato i miei pensieri fosse in fondo la nostra emozione, fosse in fondo una parte di noi, fosse la paura in realtà. E questo è un tempo in cui intorno a quel destriero imbizzarrito chiamato paura non mancano i fantini. È sicuramente un tempo in cui i fantini della paura si stanno moltiplicando e stanno cercando di fare il loro mestiere. È sicuramente un tempo in cui non mancano gli spettatori
intorno a questo ampio recinto, a questa piana dove il cavallo scalpita, e gli spettatori che si mantengono a distanza, che cercano di capire, che a loro volta dal cavallo, dal destriero della paura traggono la loro paura. Ma è un tempo in cui silenziosi, ma presenti, ma attivi, ma dinamici, in molti casi appassionati, quotidiani, esistono anche i domatori della paura. Esistono anche coloro che cercano, attraverso le proprie arti, il proprio impegno, di contenere questa furia e di farla diventare ciò che è, una parte di noi. La paura ci appartiene, la paura è un'emozione con la quale ciascuno di noi è chiamato a convivere. Non esiste un uomo senza paura, guai all'uomo senza paura, guai al tempo senza paure, guai ad anestetizzare ciò che ci fa paura, ma ci possiamo convivere e convivendoci possiamo scoprire magari che non è ciò di cui abbiamo paura, ciò che fa paura, ciò che in quel momento ci spaventa, ma che la paura è davvero qualcosa elaborando la quale possiamo andare oltre le frontiere, andare oltre gli steccati, muoverci, viaggiare. La paura insieme all'amore, la paura insieme all'entusiasmo, la paura insieme alla passione e alla volontà di andare oltre. Ecco, quello che vogliamo fare stamattina in maniera tecnica, se vogliamo. Questo non è un convegno politico, non è un luogo dove insulteremo questo o quel governante, non è un luogo nel quale vi si chiederà di prendere parte per una posizione piuttosto che per l'altra o per mobilitare chissà quali energie contro. Questo è un luogo nel quale questa mattina vogliamo capire rispetto a quello che sta succedendo nel nostro comune, nel nostro territorio, nella nostra regione, nel nostro paese, nel nostro ordinamento, cosa un domatore di paura, come spero voi vogliate essere insieme a me questa mattina, può e deve fare oggi per riuscire a andare avanti e a farlo senza distruggere ciò che abbiamo intorno, ma portando oltre, portando avanti quella voglia di convivenza e di civiltà che tutti ci accomuna e che la nostra Costituzione bene rappresenta e bene fronteggia. Per fare questo abbiamo l'onore di avere qui con noi delle belle e grandi persone che stanno mettendoci del loro in maniera decisamente importante perché tutti possano superare la paura che blocca e mettere in gioco le proprie energie insieme per costruire un mondo, non soltanto un piccolo paesello migliore. E l'invito quindi a venire sul palco, invito Gianfranco Schiavone, che è un giurista, è il vicepresidente di ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che da anni costituisce il punto di riflessione e stimolo più avanzato in Italia sui temi che nell'ordinamento riguardano l'immigrazione. Una persona davvero non solo competente, ma che riesce a tenere insieme passione ed intelligenza in maniera ammirevole. Lo invito qui con noi, sta salendo col computer in mano, quindi lo accoglierei con un applauso. Abbiamo poi Daniela Di Capua, la direttrice del Servizio Centrale dello SPRAR, per molti di noi un'istituzione, la più alta nel tipo di servizi di cui ci occupiamo. Sono onorato che sia su questo palco e che insieme a Gianfranco e a Diana Bassani di UNHCR possano aiutarci a fare un quadro su quello che sta accadendo. Abbiamo poi Pierluigi Vinai, che è il direttore generale di ANCI Liguria, è un caro amico ed è una delle persone che insieme a noi sindaci, colgo l'occasione per salutare i colleghi in sala, sindaci e assessori di diversi comuni che non introduco perché spero prendano parola poi a seguire e quindi si introdurranno da soli. Dicevo, Pierluigi Vinai ha seguito fin dall'inizio
per un lungo periodo anche insieme a me in ANCI Liguria, quando ero referente della commissione immigrazione di ANCI Liguria, l'articolarsi di questa vicenda sui territori. E di Pierre ho potuto apprezzare davvero profondamente il grosso senso pratico e la grande capacità di far vedere in maniera pratica, concreta, tangibile come dietro a tutti gli spauracchi che sono stati agitati in questi anni intorno al termine immigrazione in realtà si celassero sicuramente dei problemi ma anche delle opportunità, e che il mestiere di un amministratore è quello di gestire i fenomeni che accadono sul loro territorio. Pierre ha saputo farlo in maniera molto molto significativa. Gli faccio anche gli auguri perché è il suo compleanno oggi, quindi ci aggreghiamo con un applauso a questa attività. Diana, che ho soltanto sorvolato nella mia presentazione ma ci torna adesso, rappresenta UNHCR e ci ricorda, non solo con la sua presenza ma anche con quello che ci dirà, che stiamo parlando di un fenomeno globale, stiamo parlando di un fenomeno nel quale la piccola Sori nel piccolo Golfo Paradiso con Bogliasco, Camogli, Recco, Avegno e Uscio, la Liguria nel suo insieme, l'Italia sono un'articolazione di un insieme che, se vogliamo essere e restare umani, deve essere concepito come un insieme che anzitutto nell'impianto dei diritti ha l'infrastruttura che può portare avanti una gestione significativa. Quindi ascolteremo anche da lei non solo una lettura della situazione ma anche un'indicazione rispetto a come l'ordinamento internazionale può supportarci nella nostra attività quotidiana. Non rubo altro tempo, siamo nei tempi, si articolerà con alcuni interventi, darò io la parola agli amici che sono al tavolo, che faranno un quadro della situazione, poi con vostre sollecitazioni, spunti, dibattito, interventi, richieste, perché credo che quello che conta davvero stamattina sono le domande. Siamo in un piccolo SPRAR che è stato voluto da 7 sindaci che si sono trovati d'accordo e hanno fatto una operazione distrettuale sfruttando l'articolazione che l'ordinamento regionale dava loro. Siamo in uno SPRAR che ha 43 presenze su 49 posti, che ha trovato nuovi alloggi a Recco in questi giorni e che quindi presto passerà a 59, su un territorio che complessivamente supera di poco perché si arriva intorno ai 30.000 abitanti, diciamo, complessivamente li supera di poco, quindi con percentuali che non sono irrilevanti da questo punto di vista, che fin da subito ha individuato nello SPRAR la strada per fare un'accoglienza di qualità. A noi interessa non tanto accogliere delle persone che vengono da fuori, quanto vivere e far vivere bene i nostri territori, che concepiamo come territori belli, accoglienti, del benessere, dove la qualità della vita è alta. E ci interessava che anche le persone che sul nostro territorio arrivano da fuori possano fare questo tipo di esperienza, che è un'esperienza che fatta da loro, fatta da noi, contribuisce a creare benessere e sviluppo. Quindi abbiamo avuto molto presente questa dimensione del benessere collettivo, comunitario, a cui anche altri partecipavano. Ovviamente non potevamo né volevamo numeri più elevati, perché questo avrebbe potuto compromettere in determinate situazioni proprio questo equilibrio quotidiano su cui il benessere si fonda. Crediamo di aver fatto un nostro pezzettino di strada con qualità, con belle esperienze, spero che tanti di noi poi ne possano raccontare. Partiamo di qua. Siamo partiti quindi dal Golfo Paradiso, da questo territorio, da questo teatro. Volevo chiedere proprio per Luigi Vinai, in quanto rappresentante di ANCI Liguria che ha ben sott'occhio la situazione attuale in tutta la regione, cosa sta accadendo in Liguria in questo momento, nella città metropolitana di Genova in particolare, ma lo sguardo regionale che tu hai ci è particolarmente prezioso, e quali sfide in ANCI ci ritroviamo davanti, perché poi queste sfide che tu ci aiuti ad allargare al territorio regionale le metteremo nel piatto ai nostri 3 amici qui e vedremo insieme di capire come continuare a muoverci. A te Pier. Grazie Paolo, un poeta, voi avete un poeta come sindaco, avete la fortuna di avere un uomo che oltre ad essere competente ha anche un qualcosa di più, una visione che nell'umanità attuale in cui viviamo difficilmente si riscontra, quindi bisogna essere contenti di avere questi amministratori. Io ho la fortuna di averne parecchi in Liguria di amministratori che hanno una grande valenza, quindi
Da questo punto di vista la comunità locale, le comunità locali liguri sono fortunate rispetto ad altri luoghi. Come abbiamo vissuto questo tempo, questi ultimi anni sulla materia immigrazione? Beh, intanto Paolo, come ha ricordato, è stato il coordinatore della Commissione Immigrazione di ANCI Liguria e abbiamo imbastito un lavoro che ha cominciato poi a dare i suoi frutti diciamo nell'ultimo anno e mezzo. Come tutti i lavori hanno bisogno di tempo per generare frutti dopo la semina. E siccome la semina era stata buona, nonostante una terra oggettivamente difficile come quella ligure, i risultati sono venuti e i progetti SPRAR si sono verificati, sono stati costruiti, siamo passati da una condizione in cui ce n'era mi pare 2 ad una condizione in cui siamo a metà classifica in Italia, rispecchiamo la nostra percentuale di popolazione tradotta appunto in proporzione come progetti SPRAR e quindi abbiamo avuto un incremento che è stato anche apprezzato a livello nazionale. Perché lo dico? Perché, mica per vantarsi, perché poi fa parte del lavoro che dobbiamo svolgere, quindi non è che ci sia da menarne vanto, però la nostra è una situazione un po' particolare. Il caso Ventimiglia non ha aiutato nell'approccio a questo tema. Abbiamo avuto fin da subito alcune situazioni abnormi, cito Borzonasca, cito Varese Ligure, cito Pornassio, cito Calizzano, ma anche altre. E questo ha generato, Baiardo prima ancora, perché tra l'altro c'era stata una situazione veramente antipatica, tensioni con le prefetture, questo ha generato una difficoltà di accettazione da parte dei nostri amministratori locali, ma non perché i nostri amministratori locali siano più o meno razzisti, va bene? Non è questo il tema, perché poi non lo sono in verità, sono persone che lavorano per la propria comunità locale con grande fatica, senza ritorno economico, perché come sapete l'amministratore comunale diversamente dagli altri livelli superiori dello Stato e della Regione non ha un riconoscimento economico adeguato rispetto allo sforzo che fa e ai rischi che si prende. Però il nostro amministratore tendenzialmente, e devo dire generalmente in Liguria, cerca di interpretare il meglio possibile il sentimento della propria comunità locale. E quindi quando c'è stata una forte resistenza a questi progetti, all'inizio di questi progetti, è stato dovuto un po' a queste situazioni eclatanti che avevamo presenti in Liguria e un po' al fatto che effettivamente le nostre comunità locali, perché ce lo dobbiamo dire, non erano e non sono particolarmente favorevoli all'accoglienza. E questo bisogna tenerlo presente, perché se no prendiamo delle strade sbagliate, ci facciamo dei film che non sono reali. E questo a prescindere dalla qualità degli operatori del settore, perché io devo dire che abbiamo la fortuna in Liguria di avere enti gestori veramente qualificati, veramente validi. Ho visto in giro per l'Italia altre situazioni. Quindi avremmo tutte le condizioni migliori per facilitare un'accoglienza cosiddetta accoglienza diffusa, che vuol dire non grosse concentrazioni ma una serie di piccole realtà, e ciò nonostante abbiamo fatto fatica. Abbiamo avuto nella regione Liguria un non aiuto, ma non soltanto nell'amministrazione attuale, anche in quella precedente, quindi a prescindere dal colore, tanto per essere chiari. Anzi, devo dare atto all'assessore attuale, all'assessore Viale, di aver attivato una serie di percorsi specifici che vanno dalla tratta degli esseri umani alla violenza di genere, all'affido familiare, su cui stiamo lavorando anche come sistema dei comuni. Sono percorsi specifici, perché invece l'approccio generale al tema
è assolutamente di resistenza, e lo è stata fino ad oggi. Lo sarà ancora di più? Non lo so, lo vedremo, perché poi gli amici al tavolo ci racconteranno meglio di quanto possa e sappia fare io i contenuti di questa nuova legge. Però noi abbiamo fatto ugualmente un percorso che è da raccontare, un percorso che ha dato dei frutti positivi e li sta dando, un percorso che è riuscito ad alleggerire quelle situazioni eccessive, perché oggi Borzonasca vive una condizione diversa da quella che viveva 1 anno e mezzo fa, e la stessa cosa vale per Calizzano, la stessa cosa vale per Pornassio, la stessa cosa vale per Varese Ligure, e via andare, potrei citarvene altri. E tutto questo è avvenuto perché abbiamo sempre cercato di ragionare in maniera laica, di sederci al tavolo e vedere i pro e i contro di ogni tipo di operazione. Abbiamo cercato di guardare le norme, di interpretarle e di fare in modo che queste potessero essere impostate all'utilità e al bene comune, senza dimenticare che le persone che arrivano in accoglienza sono esseri umani, non sono numeri, perché a un certo punto abbiamo avuto anche la percezione che venissero trattati come numeri. Abbiamo avuto un confronto continuo, costante con le prefetture, e le prefetture hanno vissuto questo tema come un problema ulteriore rispetto ai loro compiti, e quindi abbiamo dovuto anche aiutarle a diciamo essere più flessibili possibili, cosa che non è nella natura dei ministeriali, come sapete, ma non è una critica, è una constatazione. Ognuno di voi può verificare se dico una cosa giusta o sbagliata conoscendoli e frequentandoli. D'altronde ognuno fa il suo mestiere, il nostro è quello di cercare di essere il più duttili, il più flessibili possibili, il più ragionevoli possibili. Siamo arrivati a costruire 24 SPRAR, potenzialmente potevamo arrivare a 28, poi c'è stato un po' di difficoltà in alcune situazioni, qualcuno si è tirato indietro, però il risultato è stato apprezzabile. Abbiamo consentito di alleggerire un pochino anche la condizione di Genova, di Genova città in quest'ultimo anno, la condizione di Genova città che era diventata eccessivamente carica, e questo poi mentre sono intervenuti i fattori internazionali, nazionali ed internazionali, cioè una forte diminuzione degli sbarchi, una forte diminuzione degli arrivi anche nella designazione dei numeri in Liguria, però sempre in un sistema coordinato. Allora vi ho rappresentato un sistema ottimale? No, se no non avremmo avuto tutte le difficoltà che abbiamo avuto e che lo stesso Paolo Pezzana ha vissuto in maniera diretta. Ma certamente lo sforzo fatto, i risultati acquisiti lo rivendichiamo come un merito del sistema, di tutti. Dalla disponibilità della maggior parte di questi migranti, di queste persone, di questi beneficiari, chiamiamoli come dice il testo, ma in verità stiamo parlando di persone, che si sono messi in gioco, in alcune situazioni anche con eccellenze e buone pratiche che sono state anche esportate come conoscenza, e poi gli amici potranno raccontarle meglio di me. Nello stesso tempo, mentre va riconosciuta questa disponibilità, va riconosciuta anche la competenza e la qualità dei nostri soggetti gestori. Badate bene che questo è un valore che dovrete, lo dico agli enti gestori presenti, non solo rivendicare, perché è giusto che sia fatto anche questo, ma conservare e ottimizzare, capitalizzare, perché al prossimo giro, quando da 35 euro, parliamo di cifre dei CAS, si scenderà a 21, io non so se parteciperanno ai bandi i soggetti con maggiore qualità, con maggiore esperienza, con maggiore competenza, con anche migliore organizzazione, oppure se è più facile che vi partecipino soggetti neocostituiti, magari ad hoc, tendenti soprattutto a vedere come portare a casa il bottino piuttosto che fare il lavoro con la qualità e l'intensità con cui va fatto.
Per evitare che ciò accada bisogna che le migliori energie che abbiamo si mettano insieme, si organizzino, individuino dei criteri standard a cui rispondere, e sarà inevitabile che questo risultato venga portato anche ai tavoli governativi, soprattutto ai tavoli governativi, come un punto di avanzamento, di miglioramento del sistema. Ovviamente la politica dirà: abbiamo fatto, grazie a questa legge, fare un passo avanti al sistema. Può anche darsi che sia letta così, non lo trovo nemmeno uno scandalo, è giusto anche vedere le positività di alcune cose, ma soprattutto dobbiamo guardare al risultato, e il risultato dirà che una organizzazione di questo tipo, che il forum del terzo settore deve in qualche modo spingere e coordinare, potrà dare, oltre che anche un conforto alle organizzazioni attuali che rischiano invece di vedere davanti a loro un baratro, anche una qualità del servizio sempre migliore. Bisogna dire grazie ai comuni, soprattutto a quelli che hanno accettato di mettersi in gioco, che hanno capito che lo SPRAR non era soltanto uno strumento per utilizzare la clausola di salvaguardia, che oggi non esiste più, e quindi che se faccio lo SPRAR faccio un atto amministrativo che mi consente di bloccare gli arrivi. Certo, anche quello, ma soprattutto con lo SPRAR si è lavorato in un sistema di integrazione vero, sistema di integrazione che ha poi in un passaggio successivo il FAMI, il Fondo per appunto l'integrazione, la possibilità di restituire realmente dei cittadini nuovi alla comunità, partendo da migranti a cittadini nuovi. Questo è un percorso virtuoso che il sistema deve poter ancora, pur in presenza dell'attuale nuova legge, realizzare, pur in presenza del fatto che i fondi del FAMI vengono e verranno sempre di più nelle prossime settimane presi e spostati di capitolo, quindi dall'accoglienza al rimpatrio. Pur in presenza di questo elemento, anche sul rimpatrio dovremo sapere lavorare e ragionare in maniera intelligente, perché tutte le cose, anche quelle che appaiono più negative, se vengono interpretate e gestite nella maniera migliore, più efficace, più opportuna, da negatività possono diventare una importante novità positiva, o comunque la più positiva possibile. Voglio fare un esempio. Se con i fondi FAMI, i progetti FAMI, si potranno restituire ai territori di provenienza delle persone che tornano a fare una testimonianza per i loro concittadini, per i loro connazionali, rispetto a quello che hanno imparato, rispetto a quello che hanno potuto acquisire come competenze, questo potrà servire davvero a sviluppare in quei paesi un'azione che diminuisca la disperazione e quindi l'esigenza di andare via. Quando si dice la famosa frase che viene usata come slogan politico, ma noi non la dobbiamo e non la vogliamo usare come tale, aiutiamoli a casa loro, davvero si può fare questo, davvero si può fare. Dobbiamo avere la capacità di vedere in questa legge e nelle evoluzioni di questa legge le positività che ci sono, perché guardate bene che fuori da questo teatro la maggior parte della gente la ritiene una buona legge, la ritiene un passo avanti. Non perdete di vista questo aspetto. E anche gli amministratori locali, anche i miei, anche i liguri, la considerano un fatto positivo. E ci sono effettivamente all'interno delle positività degli aiuti che vengono dati. Ve ne faccio due esempi, che sono due esempi pratici. Uno, per esempio, che i minori non accompagnati fino ad oggi restavano economicamente a carico dei comuni. Finita quella parte più o meno consistente di copertura ministeriale, sia come posti sia come importi, il resto rimaneva a carico del bilancio comunale, dei servizi sociali del bilancio comunale. Oggi non è più così.
E quindi i miei sindaci certamente questa cosa la vivono positivamente, soprattutto quelli che hanno avuto una fortissima presenza di minori non accompagnati. Savona, Varazze, Celle, faccio solo 3 esempi di un'area particolarmente investita dal fenomeno. Un altro tema è quello, per esempio, che vale soprattutto per i piccoli comuni, che non essendoci più la necessità di produrre le carte d'identità per i migranti in accoglienza, il lavoro degli uffici amministrativi viene sgravato, e in un comune come Pornassio, piuttosto che come Varese Ligure, dove hanno 2 dipendenti in tutto, non pensiate che questa cosa non venga accolta con grande favore, soprattutto laddove poi accadeva che le carte d'identità venivano fatte per i migranti in accoglienza, ma poi quando queste persone andavano via, venivano sostituite, non veniva comunicato al comune che queste persone non c'erano più. Abbiamo avuto delle crescite esagerate e fittizie di abitanti in alcune situazioni. Vi ho citato 2 esempi di positività. Mi direte, vabbè, ma se il decreto, la legge la giudichi positiva soltanto per queste 2 cose, è veramente poca cosa. Ma io infatti non devo giudicare proprio niente, io vi ho soltanto rappresentato alcuni aspetti che certamente vengono colti con favore. L'eliminazione del titolo umanitario è un tema su cui parleranno meglio le altre persone qui con me, quindi non mi addentro. È evidente che a un certo punto era diventato anche uno strumento di gestione eccessiva del fenomeno emergenziale in Italia, e quindi probabilmente anche questo ne ha decretato la soppressione. Per quanto riguarda la gestione futura di questa legge, di questo decreto, dovremo aspettare meglio i decreti ministeriali che andranno a dettagliare gli interventi. Su questo noi non possiamo essere assenti, dobbiamo riuscire a negoziare al meglio con il Ministero, e questo so che l'ANCI nazionale lo sta facendo, e quindi mi sento da questo punto di vista abbastanza confortato, perché secondo quello che verrà scritto nei decreti ministeriali, conseguentemente avremo sul territorio benefici o malefici. Quindi non finisce qua la partita, non è il decreto diventato legge che conclude in sé il processo di revisione del sistema. Il processo inizia adesso, sono state date alcune linee guida forti che possono essere giudicate come vogliamo. Io non le considero complessivamente solo negative, no, ci trovo delle mancanze, per esempio quando non si parla delle disabilità, dei soggetti disagiati. Queste sono mancanze che reputo eccessive, gravi, ma ci trovo delle positività in un riordino del sistema, e parlo non ovviamente per convincimento mio, ma per quello che raccolgo, e quindi rispondo alla domanda di Paolo e chiudo il mio intervento, per quello che raccolgo dal territorio, cioè dai nostri amministratori locali. Raccolgo insomma, questa è una rivoluzione, vediamo come attuarla. Finalmente un po' d'ordine in un sistema caotico che era prima. È uno sbaglio che ci porterà delle difficoltà sul territorio, perché alla fine queste persone a un certo punto usciranno dal sistema e vagheranno sul territorio in maniera pericolosa e disordinata, generando e moltiplicando il fenomeno dell'accattonaggio, per dire. Quindi, come vedete, ciascuno vede le cose un pochettino anche dal suo punto di vista e rispetto a quello che recepisce dalla propria comunità locale. Per cui io, nel ringraziare ancora per la possibilità di essere intervenuto, e nel confermare, come già è stato detto ieri in un incontro che abbiamo fatto a Genova con gli enti gestori, la disponibilità di ANCI Liguria a lavorare concretamente e da subito, immediatamente, su un tavolo regionale che si confronti con la Regione, che non può rimanere ancora a lungo assente da questa situazione,
con le prefetture, ovviamente in rappresentanza delle autonomie locali, e con il terzo settore, che vuol dire tutto il mondo degli enti gestori. Insieme questo sistema deve saper dare le risposte migliori possibili ad una nuova norma che, per quanto rivoluzionaria, come tutte le norme, ha dei punti positivi e dei punti negativi, e ciascuno dal proprio sentiment vede più l'uno o più l'altro, o in maniera equanime le due cose, ma non è, ripeto, mio compito dare giudizi. Per cui ringraziarvi ancora, io restituisco a Paolo la parola, potrò rimanere diciamo ancora un pochino, poi purtroppo ho un problema in Corte dei Conti, sempre a sostegno dei comuni, perché la Corte dei Conti è un altro ente che ci aiuta poco. Ah no, ecco, pensavo la definissi un ente a sostegno dei comuni, la cosa mi avrebbe stupito non poco. Grazie Pierluigi. Grazie del quadro che sottolinea quel dato realistico e pragmatico di cui dicevo prima. Io come sindaco, come cittadino, ho le mie idee sul decreto, penso, e non ne faccio mistero, che crei caos piuttosto che risolvermene. Sono tra quelli particolarmente preoccupati della sua applicazione, ma ci sono colleghi e territori che vedono la cosa da punti di vista differenti. Poiché il nostro compito è quello di gestire, portare sui livelli adeguati e riuscire a fare delle proposte sensate in questo momento, in questo quadro, particolarmente importante è appunto l'approfondimento che insieme ci stiamo regalando questa mattina, che in questi giorni sta accadendo. Per questo chiederei a Gianfranco Schiavone se ci fa un quadro così un po' complessivo di ciò che con questo decreto accade, di ciò su cui in particolare impatta questo tipo di decreto all'interno tanto dei percorsi delle persone quanto dei percorsi poi della gestione, quindi di territorio che ne sono implicati. Chiederemo poi a seguire a Daniela in particolare sull'aspetto della gestione dello SPRAR, che cosa questo comporta e quali sono le sfide che abbiamo davanti. A te, quello che vuoi. Vabbè, usiamo questo. Scusa, preciso per i nostri ospiti e gli altri, abbiamo sulla testa una palestra scolastica, un cantiere che sta completando il terzo piano dell'edificio scolastico, dove vogliamo ampliare l'offerta formativa, fa parte della partecipazione alla giornata, ecco, quindi se sentite dei rumori da questo dipendono. Affatto disturbante. Allora, grazie di questa giornata a Sindaco Pezzana, ma anche vorrei ringraziare Danilo Parodi che mi aveva chiamato, mi ha invitato a venire qui. Vengo poco in Liguria, devo dire la verità, quindi è una realtà che conosco effettivamente abbastanza poco, pur avendo abbastanza un quadro nazionale, ma devo dire poco della Liguria, e quindi ci sono venuto particolarmente volentieri. Allora io faccio appunto un'analisi del testo e soprattutto delle conseguenze relativamente al sistema di protezione, naturalmente, perché potremmo in realtà parlare ore, diciamo, di tantissimi aspetti giuridici, ma non ne abbiamo il tempo. Di qualcosa dirò, però è chiaro che la spiegazione, insomma, che cercherò di dare riguarda effettivamente, no, come cambia il sistema di accoglienza in Italia, e lo colleghiamo però anche a come cambia la protezione in Italia, perché i due aspetti sono tra loro strettamente collegati. Cioè noi abbiamo nello stesso testo una ridefinizione della natura e delle finalità del sistema di accoglienza, e abbiamo una ridefinizione del diritto di accesso appunto all'accoglienza e all'integrazione. Due aspetti che, come dire, formano appunto, in qualche modo sono le due parti della stessa medaglia, o della stessa forbice, in qualche modo, o tenaglia, come volete dire, insomma, comunque le vediamo. Allora, che cosa fa sostanzialmente questa legge? Ormai la legge 132 appunto del 2018 è entrata in vigore, come sapete, 2 giorni fa, o ieri, 2 giorni, il 4, quindi ormai sono 2.
Devo dire che è una legge che è difficile, veramente molto difficile, anche con la più grande buona volontà e anche con un'ispirazione direi quasi no? Degna dalle religioni orientali, no? Immaginare diciamo con qualche aspetto positivo, c'è di positivo in tutto, anche del male, però insomma piuttosto arduo come tentativo. Perché questa norma innesca una retromarcia storica in questo Paese, perché interrompe un percorso che era iniziato nel 2002, quindi 16 anni fa, che è stato un lunghissimo e devo dire accidentato, ed era tuttora un accidentato percorso, perché il sistema era in buona parte caotico, questo va riconosciuto. Innescava un percorso per l'appunto di trasformazione, di, come dire, quasi mi viene a dire di modernizzazione, insomma, anche di questo Paese nel suo complesso, perché quando parliamo di accoglienza vorrei che fosse chiaro questo concetto: noi parliamo della gestione del cambiamento sociale, non parliamo di erogazione di un servizio. Certo, c'è l'erogazione di un servizio, ma l'accoglienza dei migranti forzati nelle loro diverse sfaccettature oggi è una parte essenziale del cambiamento sociale, e quindi la gestione dell'accoglienza è forse la più politica delle operazioni che ci sono, quindi e qualcuno l'ha capito molto bene che è un'operazione altamente politica. Altri hanno pensato che fosse squisitamente umanitaria e hanno sbagliato, o che fosse esclusivamente tecnica, ma non è vero. Non è vero affatto, è eminentemente politico ed è gestione per l'appunto di tentativo di gestione ordinata di un cambiamento sociale. Il senso, che cosa è avvenuto, no? Devo dire veramente molto rapidamente, il senso del sistema di protezione, come dice l'acronimo che oggi viene spezzato, perché questo acronimo non c'è più, non c'è un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. È stato un tentativo, devo dire, alto in questo Paese di creare un sistema ordinato di accoglienza che fosse basato su dei principi costituzionali molto chiari. Non soltanto il diritto all'accoglienza, ma la gestione dell'accoglienza quale parte integrante dei servizi socio-assistenziali del territorio, con una parziale, perché questa purtroppo non è mai avvenuta, la maggior parte di voi sa, come dire, che le tesi, no, della nostra associazione giuridica erano quelle di una carenza fondamentale della legge, no, sul mancato trasferimento vero e proprio delle funzioni amministrative ai comuni, e lasciando questo, diciamo, alleggiare a metà, no, fra il fare e il voler fare, il poter fare, l'aderire, non aderire, eccetera, eccetera. Però sicuramente la logica, la ratio della legge era quella di andare verso una normalizzazione dentro la rete dei servizi dell'accoglienza come parte integrante della gestione del territorio, come dovrebbe avvenire e come avviene poi per gli altri servizi, e come in Italia non è avvenuto in 18 anni, perché il problema fondamentale di questo Paese è che non è riuscito a superare la logica secondo il quale questo non è un processo che avviene e avverrà, ma questa è una cosa che avviene ma non avverrà più. Potrebbe non avvenire, e quindi la dimensione perennemente provvisoria, perennemente emergenziale, perennemente, come dire, scadente anche, diciamo, dell'approccio complessivo all'accoglienza. Il sistema ha cercato appunto una normalizzazione, un inserimento nella rete, ha cercato, diciamo, e la legge prevedeva un continuum di interventi dalla condizione del richiedente asilo alla condizione del titolare di protezione internazionale umanitaria da accompagnare all'autonomia. Prevedeva, non con le caratteristiche che, insomma, così chiare, perché appunto in realtà era una legge farraginosa, ma comunque prevedeva appunto una distribuzione sul territorio nazionale. Certo, di fatto non lo prevedeva neanche per legge, perché la clausola di salvaguardia non era niente, era semplicemente un accordo che valeva quello che valeva, insomma, sostanzialmente infatti non vale più, ma non solo perché non c'è la legge, perché comunque gli accordi, insomma, valgono quello che valgono, però, diciamo, dentro questa grande confusione la spinta era molto chiara, ed era una spinta e una direzione abbastanza chiara soprattutto quando è intervenuto il decreto legislativo 142/2015, che è, come dire, il vero oggetto, no, della demolizione dell'attuale
dell'attuale norma, cioè il principio in base al quale il sistema di protezione era o doveva diventare l'unico sistema, il sistema unico nazionale, e tutti gli altri erano dovevano essere sistemi provvisori, a termine, a chiusura, ad assorbimento, chiamatela come volete, però di fatto appunto chi è andato, spero, a vedere, no? La legge, poi magari a qualcuno gli è avuto anche da ridere leggendo e poi guardando la realtà, però nella norma era scritto, si parlava del trasferimento del richiedente asilo nelle strutture SPRAR nel minor tempo possibile, non dei titolari, dei richiedenti asilo, nel minor tempo possibile. Questo non è avvenuto per mancanza di posti. Il sistema verso la fine, diciamo, della sua efficacia aveva circa il 27-28% del fabbisogno nazionale, quindi era chiaro che non era in grado di realizzare questo sistema, e questo ha provocato il fatto che appunto per il cittadino comune e per l'amministratore anche, come dire, il sistema, cioè la verità, quello che vedeva fuori era un'altra situazione, cioè era tutto emergenza, era quasi tutto emergenza, con piccole sacche di nodi appunto di normalità. Quindi è chiaro che dentro questa mancata realizzazione della norma si è innescato appunto un facile impianto demolitore. Facile impianto demolitore che però dice delle cose gravissime, perché sostanzialmente dice che noi torniamo a ex ante 2002, sostanzialmente. Addirittura una condizione che non c'è mai stata, guardate, in Italia, perché quando per tutto il tempo in cui in questi anni è esistito comunque un sistema nazionale di accoglienza suddiviso fra interventi governativi e interventi appunto localizzati, decentrati, affidati alla gestione degli enti locali e delle associazioni di tutela del territorio, in tutti questi anni, nella sua confusione, comunque il sistema è stato quantomeno un sistema binario, cioè hanno convissuto modelli diversi, appunto fra modelli di accoglienza decentrata e di gestione diretta governativa. Oggi si dice il sistema non è più binario, ma non nel senso del 142, cioè che doveva diventare il sistema unico lo SPAR, ma che il sistema unico è l'altro. Quindi siamo tornati, anzi siamo arrivati per la prima volta a dire che il sistema unico di accoglienza in Italia, no, non è più quello dei comuni, basta, è finita. Per questo provocatoriamente, ma non provocatoriamente, ma perché in realtà è vero che noi siamo già nell'ex SPRAR, nel post SPRAR, non solo perché questo acronimo non c'è più, ma perché la funzione, la logica, la ratio giuridica di quel sistema è finito. Secondo il legislatore è finito. È finito con il fatto che i richiedenti asilo vanno tutti ai centri governativi, tutti, e solamente lì, nel momento fondamentale della protezione. Non so quanti di voi si sono chiesti perché il sistema si chiamava sistema di protezione, se questa parola era una parola messa per caso o indicava un contenuto giuridico, cioè no, non si parlava di sistema di accoglienza ma sistema di protezione, perché dove l'accoglienza è una parte degli interventi di protezione. È chiaro che la protezione è essenzialmente la protezione di colui che è appena arrivato, del richiedente asilo, di colui che va inserito, di colui che va accompagnato durante la fase della procedura, di colui che, come dire, va assistito e preparato al colloquio, no, di fronte alla commissione territoriale, eccetera eccetera eccetera. Questo sistema, ripeto, non c'è il parcheggio in centri governativi, che non a caso verranno ridotti sostanzialmente appunto con la riduzione drastica di fondi che è stata, come è stata prima accennata, che non consente in nessun modo a un ente che voglia fare le cose in maniera decente, non dico eccellente, dico anche solo decente, di poterle fare, consegna sostanzialmente decine di migliaia di persone di questo paese a vivere probabilmente in pollai, in futuri pollai, dove vi saranno dei sorveglianti. Integrazione, sapete che non è prevista, non è previsto assolutamente nulla, e solo alla fine di questo percorso le persone verranno, se titolari di protezione internazionale, verranno ricollocati nell'ex sistema di protezione, oggi solo sistema di accoglienza per l'appunto e integrazione.
ovvio che verrebbero collocati, perché già comunque essendo titolari di un diritto di soggiorno in Italia era chiaro che alla fine comunque sono di competenza degli enti locali nel loro percorso di integrazione, quindi in qualche modo è anche abbastanza un'ovvietà il fatto che vi vengano collocati successivamente. Ma che cosa rimane per l'appunto della logica del sistema di protezione voluto per l'appunto dal 142? Rimane per l'appunto veramente molto poco. Rimane molto poco e dobbiamo saperlo e dobbiamo capire che tutto questo, la frammentazione, la destrutturazione del sistema e la sua divisione in due parti, tra l'altro non comunicanti, perché non sappiamo come comunicheranno, non è neanche previsto. Certo, potremmo dire che si va a disposizioni amministrative, certo, immagino che ce ne saranno, ma nella sua rozzezza, devo dire, la norma neanche prevede il fatto che ci sia un collegamento fra i due, no? Cioè, sul piano della norma primaria non c'è scritto assolutamente nulla. L'aver diviso molto nettamente appunto il sistema in due parti avrà conseguenze molto molto gravi sulla destrutturazione degli interventi, sull'abbassamento degli standard, ma ripeto soprattutto sulla fine provvisoria, perché dobbiamo essere molto chiari, anzi questo deve essere una fine provvisoria, perché se è una fine definitiva, come dire, io ho abbastanza cupe previsioni per questo paese, devo dire la verità, ma non per gli rifugiati, proprio per questo paese, una fine provvisoria di questo percorso finalmente di lenta normalizzazione, no? di un programma di accoglienza degno appunto di questo nome dentro appunto il sistema dei servizi del territorio. Allora, questo quadro bisogna averlo molto chiaro per capire quali sono i prossimi passaggi e quali sono le scelte anche che gli amministratori, come dire, e le associazioni dovranno fare, secondo me, per gestire una fase oscura, che è quella che stiamo vivendo, e per pensare però a superarla il più rapidamente possibile, perché la realtà impatterà presto, magari non impatterà su alcuni piccoli comuni, qualcuno sarà evitato, diciamo, dai grandi eventi, e certo che le grandi aree urbane, no, saranno investite molto, molto più duramente di quello che della riforma, mentre il paese un po' defilato, no, potrà ancora pensare alla strategia io speriamo che me la cavo, no? Cioè che magari qui speriamo che non viene nessuno, speriamo che non si fermi nessuno, eccetera, cioè la classica strategia un po' all'italiana, no? Che appunto speriamo che appunto vadano altrove, non chiedano la carità da me, se escono dalla porta, se prendono il treno e se ne vadano, ma insomma però quindi qualcuno continuerà a cavarsela e non vedrà le conseguenze, altri la vedranno molto molto chiaramente e complessivamente il paese, ripeto, lo vedrà. Seconda questione che però è strettamente collegata con la destrutturazione del sistema d'accoglienza e della sua corretta ratio giuridica, della sua conformità all'articolo 118 della Costituzione, è la questione della ridefinizione dei titolari. Allora, da un lato, qui abbiamo due strani eventi. Allora, da un lato il sistema di protezione viene ridisegnato come, almeno sulla carta, poi staremo a vedere se nella realtà sarà così, mi auguro di no, mi auguro almeno questo che non sia così, viene ridisegnato come un po' un contenitore indistinto di fragilità sociali. Perché? Perché è vero che noi siamo qui per parlare dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale, ma vorrei ricordarvi che la nuova norma prevede, laddove non già destinatari di interventi specifici, l'invio al post SPRAR, diciamo così, anche di una serie di nuove figure che prima non esistevano, non erano previste. Vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo. Categorie, come dire, sicuramente bisognose di un intervento, e per carità assolutamente meritevoli di un intervento pubblico, ma devo dire dal punto di vista giuridico assai poco congruenti, quasi che l'intenzione del legislatore fosse, no? Allora faccio un servizio sociale dedicato per questi, cioè, se proprio mi devo occupare di stranieri, no? E ahimè di qualcuno mi devo pure occupare, no? Facciamo il servizio parallelo, appunto rifugiati, no? E gli altri.
variamente intesi. Se realmente applicato, come dire, non credo che questo faccia bene al sistema, appunto, e a chi ha sviluppato percorsi e professionalità su questo, perché per l'appunto l'organizzazione del servizio di accoglienza sarà abbastanza bizzarro, perché dovrà tener conto di presenze, e bisogni e percorsi completamente diversi. Ripeto, in una logica che anche un po' mi inquieta, che credo sia anche un po' la logica di questo esecutivo, cioè quello in realtà di separare i percorsi tra i cittadini e gli altri. Ma ciò che è più importante è che proprio una parte di coloro che invece hanno una protezione per motivi legati appunto alla migrazione forzata non sarebbero più beneficiari degli interventi. Faccio riferimento non solo alla protezione umanitaria e a quelli che appunto ancora ce l'hanno, ma faccio riferimento anche ai cosiddetti casi speciali previsti dalla norma, cioè coloro la cui domanda è stata esaminata alla luce della normativa previgente ma che hanno ricevuto un permesso di soggiorno successivamente al 5 di ottobre e quindi con la dicitura casi speciali e il mancato accesso al sistema di protezione, appunto all'ex sistema di protezione. E faccio riferimento ai futuri titolari di protezione speciale, questa sorta di succedanea della protezione umanitaria che è stata introdotta e di cui effetto lo dovremo vedere ancora perché non è ancora operativo. Nel caso in cui da me auspicato, ma credo che andrà così, poi staremo a vedere se sarò smentito, questa nuova forma di protezione sussidiaria sarà interpretata e applicata in maniera corretta e soprattutto in maniera costituzionalmente orientata, tale da assorbire una parte significativa, non intera, ma significativa, di quelle situazioni che precedentemente erano ricondotte appunto alla nozione di protezione umanitaria di cui all'abrogato, novellato, anzi l'articolo 5,6 del testo unico. Bene, se queste situazioni appunto non saranno residuali, ma saranno rilevanti, la legge produce un numero indefinito e permanente, non a scalare, non ad esaurimento, ma permanente nel tempo, di persone titolari di un permesso di protezione speciale, riconosciuto per impossibilità di rientro nel loro paese di origine, ma che non hanno accesso all'ex sistema di protezione, mentre l'hanno accesso tutti gli altri. Cioè volutamente crea una categoria di persone che vengono messe sulla strada direttamente dal caspollaio, direttamente sulla strada. Per di più vi vengono messe direttamente dalla strada senza aver precedentemente provveduto all'iscrizione anagrafica degli stessi, perché questa è l'altra misura che la norma prevede, come sapete, unico caso fra tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, solo i richiedenti asilo non sono iscritti all'anagrafe dal 5 di ottobre di quest'anno. Nonostante sia chiarissimo che l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto, come è stato chiaramente come è stato chiarito inequivocabilmente in giurisprudenza, e come è senza dubbio vero che queste persone hanno il requisito oggettivo e soggettivo per iscriversi all'anagrafe, cioè l'oggettività è data dalla presenza in un determinato luogo, anzi addirittura vi vengono collocate spese pubbliche, e l'elemento soggettivo, cioè l'intenzione di appunto volersi iscrivere. Non entro in dettagli giuridici, vi rinvio al sito nazionale dell'ASGI per l'appunto per tutti gli approfondimenti. Chi lo sa, abbiamo fatto una scheda apposita su questi temi. Dico soltanto che la questione della residenza è una delle questioni sulle quali ci sono evidentissimi profili di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ed al di là di ogni tecnicismo, chiunque di voi capisce perfettamente appunto che l'obiettivo malevolo è creare un gruppo di persone che esistono ma non esistono nello stesso tempo. Hanno sì accesso
no, dice, no, come dire, l'astuto legislatore, ai servizi del territorio solo con il domicilio, e già questo è difficilissimo da ottenere, perché già abbiamo segnalazioni di, come dire, problematiche attuative, di resistenze attuative su questo, però sul fatto che hanno accesso non ci sono dubbi, però non hanno, appunto, non sono residenti, quindi nel momento in cui l'accoglienza cessa non è chiaro dove queste persone stanno. Non è chiaro di chi sono competenti, di chi è la competenza ad assicurare loro la conclusione di un percorso di integrazione, o semplicemente ad assicurare loro dei servizi che sono previsti appunto per tutti i cittadini e per gli stranieri comunque regolarmente residenti. Cioè una vera bomba sociale volutamente gettata, no? Nella probabilmente auspicata intenzione che la maggior parte di questi sciagurati vadano in luoghi probabilmente grandi, quindi nelle aree metropolitane, a creare quella ulteriore sacca di disagio che, come dire, viene così abilmente utilizzata nelle propagande elettorali, sostanzialmente. Allora, quindi veramente siamo in pochi mesi un cattivo sistema, perché era un cattivo sistema squilibrato, malfunzionante, eccetera, ma comunque un sistema che aveva una tensione positiva, no? È stato completamente distrutto a favore di un caos indifferenziato, dove per l'appunto si provocano le disfunzioni che vi ho detto. Che cos'altro dirvi? Che sicuramente, almeno altre due cose, perché poi chiudo. La prima è che, ve l'ho già detta ma ve lo ripeto, cioè la gestione della fase attuale deve essere vista non solo come riduzione del danno, ma come possibilità di ripartire e di ritornare a una situazione di maggiore normalità, perché io non credo che andremo avanti molto in una situazione di questo tipo. I guasti, ripeto, si provocheranno molto presto e quindi sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti, e quelli che chiaramente intendo suggerirvi e che utilizziamo noi sono gli strumenti legali e ce ne sono molti. Vi faccio almeno soltanto 3 esempi, perché così voglio essere molto chiaro. Il primo è la questione dell'oggetto della residenza. Io metteremo appunto delle linee guida molto chiare, insomma, o comunque dei suggerimenti, ma non chiarisco e invito fin adesso a agire, per l'ottenimento delle sezioni anagrafiche in tutti i comuni e a impugnare il diniego, che il Comune deve fare perché la nuova norma glielo impedisce, e a chiedere al giudice di sollevare eccezione di costituzionalità. Questa questione della residenza non è secondaria, ve lo dico perché la maggior parte degli operatori, anche degli operatori legali, dice vabbè, ma alla fine io il servizio lo prendo lo stesso, no? E non vede quello che c'è domani, o rischia di non vedere quello che c'è domani, e rischia di non vedere che appunto quello che è avvenuto è uno svuotamento e una negazione di uno dei diritti fondamentali, no, riconosciuti al cittadino e allo straniero. La seconda è quello di ragionare sui percorsi di accesso ancora alla protezione. Qui solo quello che accenno meriterebbe un discorso molto lungo, ma anche su questo rinvio a documenti che troverete. Io non credo che le cose stiano nel modo in cui purtroppo oggi vengano delineate rispetto all'accesso al sistema di protezione. Mi spiego. Tutti coloro che hanno avviato introdotto una domanda di protezione internazionale prima del 5 di ottobre, no, per il principio generale di non retroattività della norma, sono soggetti alla normativa precedente, sia in termini di valutazione della domanda, sia in termini di accesso ai servizi. Quindi nella mia valutazione, e anche nelle prime cause che stiamo tentando e che vi invito anche la Liguria a fare, in realtà oggi sostanzialmente tutti coloro a cui viene negato l'accesso al sistema di protezione, in realtà gli viene negato illegittimamente, perché sono persone che avrebbero titolo per entrare nel sistema di protezione, o come vogliamo chiamarlo sostanzialmente. Quindi è vero che la stretta lettura della norma sembra negarlo, come dire,
e quindi giustamente il Servizio Centrale ha fatto una circolare, ma attenzione, non deve essere divisa da voi, e comunque non ha nessun valore, nel senso che la questione è che capire se quella persona ha accesso o non accesso. Ora, la nostra è una tesi, per carità, però che riteniamo ben fondata, e quindi attenzione a non ritenere automaticamente che queste persone debbano essere in strada. Questo significa un percorso difficile, se poi ci sono delle domande risponderò anche tecnicamente cosa vuol dire, ma insomma voglio essere molto chiaro, cioè qui parliamo di decine di migliaia di persone alle quali teoricamente viene negata l'accoglienza. A nostro avviso l'accoglienza c'è ancora. Per quello che riguarda i futuri, appena futuri, esclusi dall'accoglienza, cioè i titolari di protezione speciale, che ancora non abbiamo avuto, per l'appunto, lì la norma è chiara, sì certo, assolutamente chiara, sarebbero esclusi dall'accoglienza, ma appunto ritorno al ragionamento di prima. Gli unici stranieri, i regolarmente soggiornanti con una esigenza di protezione, ai quali viene negato l'accoglienza. Piuttosto difficile non evidenziare la irragionevolezza della norma, e quindi in questo caso, altro sarà la prospettiva rispetto a sollevare una eccezione di costituzionalità su quegli aspetti che però da qui a qualche mese staremo a vedere. Insomma, per non parlare poi delle situazioni vulnerabili che rimarrebbero abbandonate a se stesse, prive di accoglienza e magari anche prive di residenza, in una situazione che non è accettabile nell'ordinamento costituzionale. Quindi veramente il mio invito è a essere molto fermi sui principi fondamentali che regolano la nostra civile convivenza, perché questo è oggi attaccato, la civile convivenza e la coesione sociale e il valore fondamentale per cui, sono i valori fondamentali per cui questa Repubblica è nata con grande fatica da una guerra e da un regime ventennale. Quindi questi sono i valori oggi in discussione quando parliamo di cose che apparentemente sono così settoriali come appunto l'accesso all'accoglienza dei titolari di protezione umanitaria, argomento per tecnici. No, non è un argomento per tecnici, cioè è anche un argomento per tecnici, ma è essenzialmente, ripeto, una grande questione politica e sociale. Attenzione a non accettare la situazione attuale, gli strumenti per agire ci sono, certo è molto faticoso. Vuol dire superare, vuol dire cambiare lo stile di lavoro, vuol dire non vedersi più come enti gestori, ma come enti di tutela per chi fa accoglienza, e comuni, non vedersi più solo come comune che ha preso un po' di persone, perché me l'hanno chiesto, e poi perché magari così appunto ho risolto il problema, ma come capisaldi e presidi sul territorio della legalità. Grazie Gianfranco. Metti il dito in diversi snodi critici. Certamente molti dei presenti, e l'applauso lo testimonia, concepiscono come parte della propria missione istituzionale l'advocacy e quindi sono sensibili a questo tema, ma altrettanto certamente per poter concepire l'advocacy come parte strumentale della propria missione occorre poter avere una missione e quindi un ente per il quale dedicare il proprio tempo che per molti è tempo lavoro e quindi viene remunerato e quindi dipende da flussi economici che, è inutile negarlo, per molti enti gestori in questi anni sono dipesi dalla partecipazione al sistema, con diverse sfumature, nel nostro caso in maniera esplicita con la scelta intenzionale, strategica e voluta dello SPRAR. Questa sigla che significa Servizio Protezione Rifugiati Accidentalmente Residui, giusto? No? Era una battuta, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Qualche giorno fa, insieme a Giuseppe Traina, che collabora col Servizio Centrale e segue la nostra zona, si ironizzava sul fatto che caduta la A rischia di rimanere una pernacchia.
e prima di diventare una roba esatto, si utilizza SPTP, MSNA, stanno circolando molte sigle. No, era per sdrammatizzare un po', Daniela, però nel darti la parola, quello che ci preme capire anche come comuni, ma come enti gestori, come beneficiari, come cittadini di questi comuni che ospitano un progetto SPRAR oggi sul territorio, che cosa accade nel quadro generale, ma che cosa accade anche nel Golfo Paradiso, che cosa ci succederà da qui a qualche mese, chi verrà nelle nostre strutture, cosa sarà delle persone che ci stanno, che legami ci sono, perché poi non se ne è parlato, ma anche il tema sanitario è un tema che credo occorra tener presente rispetto a quanto la riforma comporta. Insomma, cosa abbiamo davanti? Grazie, buongiorno. Sì, cosa abbiamo davanti? A saperlo, però insomma qualche previsione. Dunque, intanto vorrei dire che accolgo al 100% la definizione di accoglienza che hai fatto, Gianfranco, come gestione del cambiamento sociale. La condivido completamente, proprio perché non avrei saputo definirla meglio, ma sicuramente è sempre stato forte in noi e in voi, immagino, o in voi, diciamo, operatori di questo tipo di accoglienza, l'idea che non stessimo facendo una non dico banale, ma comunque tecnicamente semplice operazione di produzione di vitto, alloggio o servizi indispensabili a una persona accolta all'interno di una struttura o all'interno di un progetto, ma che stessimo cercando, appunto, con tutte le criticità ancora in atto, non c'è alcun dubbio, però di veramente di andare dall'anno zero del 2000, sostanzialmente in Italia, quando non c'era nulla che potesse essere definito un sistema, un circuito di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati. Arrivederci, ciao. Piano piano, veramente piano piano, sicuramente con grande fatica e sicuramente ancora con molti punti di debolezza, però stavamo, soprattutto negli ultimi 4 anni, davvero imboccando una strada che voleva essere quella di visione nazionale di quello che poteva essere la presa in carico dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale nel nostro Paese, attraverso un ruolo fondante portato avanti dal governo, attraverso il Ministero dell'Interno e dai territori attraverso i sindaci e le amministrazioni locali, con il supporto, che è stato preziosissimo sempre proprio per l'esperienza che mancava in Italia rispetto a questi temi, delle associazioni del terzo settore. Quindi quello che sta succedendo adesso non sono ancora abituata a chiamarla legge, questa legge 132, devo provare, devo riuscirci, più che provare, devo riuscirci. Non è un cambiamento, questo è importante saperlo, perché se continuiamo ad avere, come si ha anche nel dibattito pubblico, una interpretazione degli effetti di questa legge in termini di cambiamento dell'accoglienza, rischiamo di banalizzarlo e di rimanere ad un livello di confronto che ha a che fare con questioni tecniche. Sì, adesso il CAS costa un po' meno, però qua si può fare diversamente, e sì, lo SPRAR non può accogliere questi, però può accogliere quelli, l'iscrizione anagrafica sì, però comunque ai servizi può accedere, gli umanitari non ci sono più, sì, però c'è la protezione speciale, ci sono i casi speciali, cioè diventa secondo me va bene così, secondo me va bene cosà, non sono tanto d'accordo, io invece sono abbastanza d'accordo. Invece il tema è molto più ampio ed ha a che vedere proprio con uno smantellamento di un'idea, non di un sistema, non di una modalità di accoglienza, ma proprio di un'idea delle politiche d'accoglienza, con tutto quello che molto dettagliatamente e ampiamente ha spiegato Gianfranco. Per cui il dibattito è su in che modo voglio vedere, in che modo sviluppo il mio punto di vista su quella che dovrebbe essere il tema dell'accoglienza, ma non dell'accoglienza in termini di servizi, ma di visione, di gestione di un cambiamento, no? Della nostra società, del nostro mondo, che ha e avrà sempre di più a che fare inevitabilmente, qualsiasi cosa si faccia o si voglia, con l'ingresso non solo fisico, no? Culturale, religioso, spirituale, anagrafico, geografico, di persone nuove
che in parte sono già parte dei nostri territori, ma non sono ancora debitamente, adeguatamente inserite nel nostro tessuto sociale, ma continuano a essere prevalentemente separati da noi, e che sono invece destinati a modificare il mondo, no? Quindi questa visione, non dico che prima stessimo veleggiando su visioni così filosofiche esistenziali, però sicuramente c'era un lavoro più programmatico di visione, e non di faccio meglio a spendere di più, faccio meglio a spendere di meno, faccio meglio a produrre carte di identità o faccio meglio a non produrne. Non so se mi spiego. Quindi tutto questo ha portato poi, ovviamente da un punto di vista più tecnico, più operativo, a una serie di decisioni. Queste decisioni hanno dichiarato di avere come obiettivo conclusivo del percorso quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini italiani e di garantire un maggior risparmio di risorse economiche a favore e a vantaggio dei cittadini italiani. Entrambi gli obiettivi non verranno raggiunti da questa legge. Questo proprio sono serena nel poterlo dichiarare. E lo dichiaro dal punto di vista tecnico, perché io non faccio interventi politici, il mio ruolo non è politico, è tecnico, per quanto poi si possano veramente distinguere su questo tema in particolare, no, le posizioni politiche da quelle tecniche. Ma comunque diciamo che nel mio ruolo c'è quello di dichiarare proprio a ragion veduta che nessuno di questi obiettivi dichiarati potranno essere raggiunti, non lo potranno essere indipendentemente dal punto di vista, dall'opinione politica, dall'opinione ideologica o di principio che ognuno e ognuna possa avere, perché tecnicamente non è possibile raggiungere questi obiettivi attraverso questa legge. Gianfranco ha spiegato bene che tutta una serie di decisioni, tra cui l'abolizione del permesso umanitario, che non viene sostituito da un altro permesso in realtà, non è che adesso non si chiamano più umanitari, si chiamano ballerini, non c'è un passaggio, non è una questione di denominazione, ma proprio di principio che c'è dietro al riconoscimento di una condizione individuale che non consente di far ritornare la persona in maniera protetta nel proprio paese d'origine, ne consente quindi, per non parlare di quelli che fino ad oggi, quindi indipendentemente dalla legge, non erano riconosciuti in nessuna di queste categorie, e quindi non potendo essere rimpatriate già costituivano, come sapete bene perché se ne parla spesso, una fascia sociale irregolare, non clandestina, irregolare, che non può né restare qui né andare a casa, e diventa quindi un problema di costo sociale, di insicurezza, di alimentazione, diciamo, alimento della marginalità sociale, del peso sui territori, della paura di persone che, non avendo nessun tipo di titolo per restare qui, ma non potendo fare altrimenti, è destinato nella migliore delle ipotesi a circolare e ad alimentare il mercato del lavoro in nero, quando non la piccola criminalità, quando non la condizione di senza fissa dimora, cioè comunque un costo a 360 gradi che già abbiamo visto prodursi in questi anni e che è il risultato di una impossibilità di politiche concrete di rimpatrio, che uno ne pensi, no? Cioè fisicamente, materialmente impossibile, e viceversa della reazione, che in questo caso ha valenza politica, di non voler intervenire con una sanatoria, come è successo anni fa, quando fu così evidente che sarebbe diventato un problema per tutti avere delle persone appunto come non esistenti, ma di fatto esistenti, perché le persone non evaporano solo perché non hanno permesso di soggiorno, e fu quindi fatta una sanatoria per poter in qualche modo far rientrare nel tessuto sociale lecito e quindi potenzialmente positivo moltissime persone. Quando si parla della strumentalizzazione del permesso per motivi umanitari si dice una cosa scorretta, non è una strumentalizzazione, è una modalità per governare la situazione di persone che non hanno titolo a poter essere riconosciute titolari di protezione internazionale, che definisce, no, quel titolo attraverso tutta una serie di requisiti ben precisi, e la consapevolezza di non poterli allo stesso tempo far rientrare nel proprio paese d'origine. Se tutti coloro che hanno avuto permesso per motivi umanitari in questi anni fossero stati semplicemente denegati o avessero avuto questo permesso di soggiorno che non consente, questo futuro permesso di soggiorno che non consente loro di usufruire né di accoglienza né di integrazione, sarebbe stata una tragedia, come infatti sarà, no, in prospettiva, rispetto alle contraddizioni di non governo di questa situazione, di fatto.
Quindi parlavamo del tema della sicurezza e del risparmio. La sicurezza è ovviamente contraddetta da tutte le situazioni non governate, non tutelate, non accompagnate all'integrazione, impossibilitate ad accedere ai progetti SPRAR, no? E che quindi diventeranno ancora più numerosi nella loro condizione di irregolarità nel peggiore dei casi, o di regolarità dal punto di vista giuridico, cioè di permesso di soggiorno, ma di assolutamente di svuotamento di qualsiasi accesso a strumenti utili a un percorso di autonomia che preverrebbe tutte le situazioni di cui abbiamo parlato poco sopra, e quindi una condizione di maggiore, diciamo, insicurezza per le persone, ma percezione di insicurezza da parte dei territori e dei cittadini italiani. La percezione di insicurezza, che già è portata proprio come dire, lontanissima dalla realtà, è sempre stata distantissima dal dato reale, adesso aumenterà ancora di più, perché saranno ancora più visibili le persone per strada, le persone nulla facenti, le persone senza un regolare lavoro, le persone che pesano sui servizi, no? E questo è proprio matematico. Allo stesso tempo abbiamo promesso un risparmio che effettivamente avverrà, probabilmente anche sullo SPRAR, anche su questo non abbiamo notizie, adesso lo dico subito, ma sui cassa sicuramente, perché adesso verranno ufficializzati i nuovi capitolati di spesa dei CAS. Si abbassa nella migliore delle ipotesi il pro die pro capite riconosciuto ai CAS fino ad oggi, che era dei 35 euro pro die pro capite, a 26, ma fino a 19 a seconda della tipologia di strutture che verrà utilizzata. E in questi, poi, oltre al costo, quello che è importante sottolineare è che ovviamente per raggiungere questo abbassamento di costi vengono abbassati i livelli dei servizi, quindi questi pollai, come li ha definiti Gianfranco, effettivamente forniranno esclusivamente vitto, alloggio e assistenza sanitaria di base e nient'altro, neanche i corsi di italiano, sempre nel tema dell'insicurezza, dell'autonomia, dell'integrazione, neanche i corsi di italiano. E quindi le persone che usciranno dai CAS, che nella stragrande maggioranza dei casi non accederanno più allo SPRAR, usciranno da questi centri senza saper nemmeno parlare l'italiano e avendo usufruito o avendo bisogno di usufruire di servizi di quel territorio, perché non erano servizi previsti all'interno dei centri d'accoglienza. Quindi quello che risparmieremo sui CAS, e sicuramente saranno tanti soldi perché è un abbassamento molto molto significativo, ovviamente diventerà comunque un costo per lo Stato, un costo per i comuni, un costo, sì, a seconda, no? Un costo per le regioni, a seconda, diciamo, delle fonti di finanziamento, ma di fatto un costo per tutti noi, no? Quindi non è vero che stiamo risparmiando dei soldi, non è vero che ci stiamo mettendo in sicurezza. Tutto ciò premesso, quindi questo smantellamento di un'idea, di una visione più che di interventi di accoglienza, fa sì che lo SPRAR a questo punto sia destinato ad essere un sistema di io lo chiamo ancora SPRAR, lo voglio chiamare ancora SPRAR, anche perché abbiamo ancora 870 progetti SPRAR che scadono a dicembre 2019 e altri che scadono nel 2020, quindi per adesso c'è un tot di SPRAR che resiste. Comunque lo SPRAR che si delinea adesso è uno SPRAR ambiguo, diciamo ambivalente, quello nell'immediato, perché è uno SPRAR che porta avanti appunto come minimo fino alla fine del 2019, se non fino alla fine del 2020, degli interventi, dei servizi con dei finanziamenti, con delle tipologie di persone già in accoglienza, che sono quelle antecedenti alla entrata in vigore del decreto e poi della legge. Quindi per i progetti in essere non cambia nulla rispetto a quello che esiste ora, non so se mi spiego. Quindi percorsi di integrazione, quel finanziamento assegnato, quel tipo di persone, richiedenti asilo in accoglienza, perché i richiedenti agli umanitari già in accoglienza nello SPRAR, che insieme costituiscono i 2/3 delle persone in accoglienza, rimangono perché appunto non c'è la retroattività. E sono d'accordo con Gianfranco. Sia chiaro, il servizio centrale non è che manda le circolari così facendo delle interpretazioni personali delle leggi, ci sono delle cose che noi dobbiamo assolutamente sottoporre al Ministero dell'Interno. Il servizio centrale è un ufficio che sì è finanziato dal Ministero dell'Interno, è finanziato dal Ministero dell'Interno, è istituito per legge dal Ministero dell'Interno, ma per legge è affidato ad ANCI, all'Associazione dei Comuni Italiani, quindi noi abbiamo due padroni
che tante volte sono andati d'accordo, adesso magari lo sono un po' meno su alcune questioni, ma di fatto ci sono tutta una serie di cose che noi possiamo decidere in autonomia e tutta una serie di altre cose che noi non possiamo decidere in autonomia. L'entrata in vigore di una legge ovviamente non può non essere nelle sue conseguenze condivisa con il Ministero dell'Interno, quindi diciamo che noi siamo tecnicamente anche d'accordo sul fatto che la non retroattività dovrebbe riguardare anche tutti gli umanitari che erano tali al momento dell'entrata in vigore del decreto e quindi che dovrebbero poter entrare nello SPRAR, ma l'indicazione che ci è stata data è no, cioè no. Quindi non vale il fatto di essere diventati umanitari prima, secondo il Ministero, ma è una cosa su cui stiamo cercando di nuovo di interloquire a un livello un pochino più alto in questo senso. Quindi abbiamo potuto far entrare quelli che avevamo già destinato ai progetti entro il 5 ottobre, dopo ci siamo dovuti fermare. Stavo dicendo, scusatemi, che lo SPRAR si troverà quindi adesso in questa ambivalenza di essere lo SPRAR di sempre, nella sua costituzione, cioè così come è stato finanziato e approvato ogni progetto, così rimane. È anche nel seguire le linee guida che facevano parte del decreto con cui si è entrati nello SPRAR, che adesso non esisterà più, non è più valido, non è più operativo, però i progetti in essere fanno riferimento a quello, a quella regola, a quel cappello, a quel contenitore e a quella direzione. Nell'immediato però, immediato per me da questo prossimo anno, per noi come servizio centrale e per voi come progetti SPRAR, la grande difficoltà sarà quella di portare avanti questo che già era, ciò che già era, che è già in essere, dovendo però comunque cominciare a fare i conti, fortunatamente per certi versi, con nuove tipologie di persone che avranno invece accesso allo SPRAR, quindi questi famosi casi speciali che, come giustamente di oggi quanti giustamente, mamma, esagerazione proprio. Una cosa devi dirla diversa, se no che ci rimaniamo a fare separiamoci. Un tempo litigavamo di più, adesso no, siamo diventati non litighiamo per niente. Le difficoltà uniscono, no, non è il momento giusto, no. Scusate, ormai stiamo diventando un po' così. Allora, questi casi speciali non fanno più parte dell'universo diritto d'asilo, sono casi sociali. In una sola situazione ci siamo già trovati a dovercene fare carico e sono le vittime di tratta. Tutte le altre tipologie elencate di questi 6 casi speciali non hanno mai avuto nulla a che vedere con noi, perché noi siamo sempre stati il sistema per tutte le tipologie di permesso di soggiorno che avevano a che fare col diritto d'asilo. Quindi richiedenti asilo, umanitari, sussidiari, protezione internazionale, e poi a un certo punto erano subentrati, quindi non è una novità che adesso si stanno vendendo come se fosse nuova, i minori stranieri non accompagnati. È da anni che i minori stranieri non accompagnati possono accedere allo SPRAR, quindi non è un cambiamento in questo senso, è un'ufficializzazione nel nome dello SPRAR, ma non è un cambiamento. E quindi i progetti in essere, e noi anche nel dover dare delle indicazioni, ci troveremo da stasera, da ieri, nella situazione difficilissima di dover conciliare questi fondi, queste linee guida, questi servizi con delle tipologie di persone di cui non ci siamo mai fatti carico, su cui non abbiamo un'esperienza specifica e che in parte troveranno risposta a dei bisogni attraverso certi servizi che già esistono nello SPRAR, sono già previsti nello SPRAR, per fortuna sono medio-alti i servizi previsti nello SPRAR, e una serie invece di altri bisogni che non troveranno risposta, per cui siamo chiamati a diventare molto flessibili nel rispondere a una nuova norma senza contraddire la norma in cui eravamo incardinati e che non è retroattiva, in cui ci troviamo proiettati. Questo nell'immediato. Per quanto riguarda invece il futuro, il vero futuro, appunto sono stati citati degli ipotetici decreti attuativi, regolamenti attuativi, circolari attuativi, quello che sarà, di cui non abbiamo nessuna notizia, ve lo dico sinceramente, se non in dichiarazioni generiche, diciamo nei comunicati stampa, in conferenze stampa politiche, dove non si mette, diciamo, viene ribadito il non mettere assolutamente in discussione lo SPRAR in quanto tale. Questo non è rassicurante di per sé, perché lo SPRAR
non essendo più incardinato né alla tipologia, in maniera specifica, né alla tipologia di persone da accogliere, che riguardavano quindi l'universo dell'asilo, ma essendo, diciamo, a questo punto limitato a certe tipologie, come se poi i titolari di protezione internazionale avessero più bisogno di essere integrati di qualsiasi altro tipo di persona, vabbè. E non avendo più neanche come riferimento le linee guida del decreto ministeriale dell'agosto 2016, che è quello che ha regolamentato l'accesso nello SPRAR, le linee guida, i manuali di rendicontazione famigeratissimo, il manuale per l'operatore, cioè tutto ciò che regolamenta adesso lo SPRAR non sarà più vero da qui a un anno, ma non sappiamo quale sarà, se e quale sarà l'alternativa. Se andremo a costruire, a delimitare ancora di più lo SPRAR anche attraverso delle linee guida o dei riconoscimenti diversi dal punto di vista economico, dal punto di vista dei servizi da erogare, non abbiamo la più pallida idea. E quindi paradossalmente ci troviamo nella situazione di poter dire che potrebbe rimanere tutto così com'è, fatto salvo per le categorie di persone da accogliere, o invece potrebbe esserci uno stravolgimento, che lo SPRAR potrebbe diventare non più necessario e indispensabile agli occhi del governo da qui a qualche anno, perché le categorie di persone che adesso possono accedere nello SPRAR non sono persone su cui esiste un obbligo di accoglienza. E l'obbligo è solo per i richiedenti. Non essendoci quest'obbligo, non avendo più, diciamo, né una visione di filiera di accoglienza e di sistema, né una competenza specifica, teoricamente l'estremo negativo potrebbe essere quello di vederlo semplicemente scomparire, non renderlo più necessario, non renderlo più finanziabile per insufficienza di risorse, perché abbiamo bisogno di risparmiare per tutto il popolo italiano. Ci sono tante possibilità negative e ci sono delle possibilità positivi altrettanto valide perché non abbiamo dei riferimenti. Ovviamente quello che si sta cercando di fare come ANCI in questo caso è proprio di interloquire in maniera un pochino più pressante col livello tecnico del Ministero dell'Interno per riuscire a intervenire sui decreti attuativi e sul decreto di accesso allo SPRAR, il nuovo decreto che ci dovrebbe poi essere per poter quantomeno consentire ai progetti in essere di proseguire, perché altrimenti sono destinati a scadere. Cioè ci sono tante cose in ballo ovviamente in questo momento, ma e che saranno più chiare da qui a 30 giorni, perché se noi non cominciamo ad avere degli orientamenti anche specifici tra 30-45 giorni non riusciremo neanche in tempo a delineare questo nuovo SPRAR non SPRAR alla fine dell'anno prossimo. Tutto ciò detto, e ovviamente sono qui per rispondere a eventuali domande se posso. Una mia grande preoccupazione, che esula un po' da questi aspetti tecnici, è sono le informazioni che circolano. Al di là dei social network su cui ormai chiunque dice qualsiasi cosa, è evidente che c'è poi un utilizzo delle informazioni che è proprio coerente con preoccupazioni di tipo individuale, cioè le persone preoccupate del lavoro, preoccupate della sanità, invece di prendersela col decreto dignità su cosa succederà nel mondo del lavoro, di prendersela col manovra, dico per dire, per cosa succederà con i propri risparmi, fa convogliare, è evidente, c'è un'energia proprio che, come sempre, per carità, fa convogliare tutta la responsabilità delle proprie difficoltà personali su questo tema dell'immigrazione, degli stranieri, degli arrivi, delle invasioni, dei costi, eccetera, eccetera, e dell'aiutiamoli a casa loro. Ma anche la mia preoccupazione più grande è che anche nei dibattiti televisivi fatti tra, diciamo, esperti o considerati esperti, ovviamente parlo di dibattiti politici dell'una e dell'altra parte, cioè sia rappresentanti della maggioranza che dell'opposizione, le informazioni non riescono poi mai a essere complete. Di nuovo ieri sera, ma l'altro ieri sera lo stesso, la settimana scorsa, ma anche su tanti giornali, io per esempio continuo a leggere, ripeto, non dichiarazioni di giornalisti, ma cosiddetti esperti del tema, dell'uno o dell'altro orientamento, che non completano l'informazione e continuano quindi a produrre delle scorrette notizie, direi non veritiere notizie, per esempio sul fatto che nel dire che gli umanitari stanno uscendo dai CAS così come se venissero espulsi dai CAS, cosa che non è vera, perché gli umanitari non hanno mai potuto restare più di tanto nei CAS, perché sono riconosciute le spese nei CAS per i non richiedenti asilo. Allora, concentrare l'attenzione sul fatto di uscire dai CAS
distrae dal fatto che il tema è che dopo il CAS non c'è nient'altro, non che c'è l'uscita dal CAS, ma che dal CAS non puoi andare da nessun'altra parte per portare avanti un vero percorso di integrazione, perché nello SPRAR non ci puoi entrare più. Sposta l'attenzione dal fatto che tu non avrai più un permesso per motivi umanitari, ma una cosiddetta protezione speciale che non ti porta da nessuna parte, sarà un problema per i territori. Sposta l'attenzione dal fatto che dichiarazioni di sottosegretari eccetera, dove neanche l'opposizione poi aveva l'informazione per poter controbattere. Più volte ho sentito dire no, ma noi non solo non vogliamo chiudere lo SPRAR, noi vogliamo che lo SPRAR rimanga il sistema che fa l'integrazione, e fa l'integrazione per quelli che ne hanno diritto, non più per i clandestini. Cioè, con le mie orecchie sento dire dagli rappresentanti politici esperti che lo SPRAR per fortuna adesso non farà più accoglienza per chiunque, quindi anche per i clandestini, ma solo per coloro che ne hanno diritto, come se per 20 anni noi non come persone ma come sistema, no? Non avessimo invece molto chiaramente, nel bene o nel male, delimitato l'accesso allo SPRAR ai soli titolari di richiesta d'asilo, titolari di protezione internazionale umanitaria, cioè tutto il mondo dell'asilo regolarmente soggiornante e in quanto tale quindi bisognoso e anche a nostro vantaggio, bisognoso di strumenti per la propria integrazione. Non so se mi spiego, perché lì in dichiarazioni di questo genere non c'è neanche una controparte che dice no, guarda, non è così. Non è così, tu stai semplicemente restringendo l'accesso allo SPRAR, ma è sempre stato un accesso legittimo. Non è così, non è che gli umanitari adesso rimangono per strada perché vengono espulsi dai CAS, rimangono per strada perché non possono più proseguire un percorso da un'altra parte, no? Allora, su questa cosa io adesso tutte le volte che posso sto chiedendo a chi ha voglia di aderire di aiutare se stesso, perché anche noi tante volte siamo troppo un po' superficiali nel dire le cose, perché siamo portati dalla preoccupazione, dall'emotività, no? O anche dalla fretta, dal fatto di essere dentro o di dare per scontato delle cose, di rendere sempre più preciso il nostro linguaggio, più precise e veritiere le nostre informazioni, di verificarle noi per prime e di fare il grande sforzo di riportare a chiunque ci sia vicino nel lavoro ma anche nella vita personale la correttezza delle informazioni, che almeno l'opinione contrapposta si basi su un'informazione corretta, non su una cattiva informazione o su delle bugie o delle cose non vere, perché altrimenti non ci sarà mai nessun modo neanche per dialogare su questi temi. Ok? Grazie. Grazie Daniela. Mi dai modo di ricordare che all'ingresso avete trovato tutti una piccola scheda di sintesi dei contenuti della legge che prova a riformulare per punti anche molto precisi quello che accade. Diana, dal punto di vista di UNHCR, cosa sta accadendo in questo momento e come dal punto di vista dell'informazione, dell'advocacy, del diritto internazionale, dell'azione internazionalmente connessa possiamo utilizzare gli strumenti che ci sono? Allora, buongiorno a tutti, grazie. Funziona? Si sente? Grazie mille, ringrazio Danilo per averci invitato a questo evento, questo intervento proprio voluto dal territorio e per il territorio. Appunto il territorio è sempre la parola chiave che mettiamo dappertutto nel discorso sull'accoglienza. Allora faccio un attimo un'introduzione di chi sono io, perché all'interno dell'UNHCR, come potreste immaginare, ci sono diverse attività. Il mio ruolo è appunto quello di svolgere la funzione dell'accoglienza, monitoraggio nell'accoglienza, quindi è un team dedicato proprio al monitoraggio delle condizioni di accoglienza. Questo nostro intervento dell'UNHCR all'interno del sistema di accoglienza si svolge a diversi livelli in realtà. Da un lato c'è tutto un intervento di formazione, di capacity building degli operatori all'interno dei centri di accoglienza, che possono andare sia dalle tematiche dei minori non accompagnati oppure rispetto a formazioni su diritto internazionale, la protezione internazionale nei luoghi di sbarco. Poi c'è tutto un altro tipo di intervento all'interno dell'accoglienza, che è proprio quello del monitoraggio. L'UNHCR fa parte proprio di un progetto finanziato dal Ministero, che forse qualcuno di voi conoscerà, Mireco, appunto proprio volto alla definizione di una metodologia standardizzata di monitoraggio a livello nazionale.
Quindi l'UNHCR fortunatamente ha una visione a livello nazionale della situazione dell'accoglienza in Italia ad ampio spettro. Allora, per quanto riguarda appunto l'impatto della nuova legge sul sistema di accoglienza, è già stato detto molto e non possiamo che essere d'accordo con tutte le affermazioni già fatte da Daniele e Gianfranco sulle criticità che ci saranno proprio rispetto al sistema di accoglienza. La nostra prima preoccupazione è proprio quella del fatto che l'impianto o idea di accoglienza, come è stato definito da Daniela, è stato fondamentalmente distrutto. Cosa abbiamo oggi? Abbiamo un contenitore di accoglienza per richiedenti asilo che è praticamente coperto da questi centri governativi ex Cara, che sono 8 in Italia, e dalla funzione dei centri temporanei che verrebbero attivati nel momento in cui non c'è la disponibilità di posti in questo sistema governativo. Cosa succede nella realtà? Il problema è proprio questo, l'incentrare del sistema su strutture governative che purtroppo i numeri parlano e non sono sufficientemente capienti ad oggi a garantire l'accoglienza di tutti i richiedenti asilo. Allora, è stato dichiarato dal Ministero forse 2 settimane fa che i numeri ad oggi presenti in Italia sono 144.000, forse questi all'inizio di novembre, e i posti disponibili all'interno dei centri governativi sono circa 7.000-8.000. Questo ci dimostra che il nuovo impianto, la nuova legge, continua a richiedere la necessità di aprire o comunque mantenere i centri temporanei, i famosi ex CAS, ex articolo 11 del decreto legislativo 142. Qual è il problema? Il problema è che noi come UNHCR e come penso tutte le persone che lavorano nel settore, il problema è proprio relativo agli standards di accoglienza all'interno dei centri articolo 9, ex Cara, centri governativi, e articolo 11. C'è una grande eterogeneità di standards, questa è una realtà, noi lo vediamo tutti i giorni. Un secondo problema è proprio dato dal fatto che questa eterogeneità di standards e differenze sono date sia dalla diversità degli enti gestori, che hanno competenze diverse, esperienze diverse, gestori più o meno capaci di svolgere il ruolo di accoglienza e di gestione di un servizio per i richiedenti asilo che permette proprio l'accesso ai servizi sul territorio. Dall'altro lato ci sono criticità proprio intrinseche relative alla struttura di alcuni tipi di centri. Pensiamo appunto ai centri ex Cara, quelli di grandi dimensioni, che purtroppo per caratteristiche strutturali presentano delle criticità che sono proprio intrinseche al tipo di struttura stessa. Pensiamo alla mancanza di separazione corretta degli spazi tra uomini e donne, generando problemi di promiscuità. Pensiamo alla scorretta allocazione degli spazi rispetto a servizi igienici, spazi per dormire, eccetera, tra uomini e donne, quindi ci sono dei rischi di protezione proprio intrinseche al tipo di struttura. Poi abbiamo visto, e lo vediamo sempre, anche buone gestioni dei centri articolo 11 ex CAS. Non si può dire che tutta la gestione dei centri temporanei sia negativa. Il nostro monitoraggio ci permette di vedere ottime prassi anche all'interno del sistema temporaneo. Quindi questa distruzione dell'impianto, riducendolo fondamentalmente ad un unico contenitore di accoglienza per i richiedenti asilo, che purtroppo però è composto da centri che hanno delle caratteristiche talmente diverse, quindi non ci sarà mai l'omogeneità. Questo è già un punto cioè il problema principale. Quando parlavamo di salute prima, vorrei ricordare appunto che la direttiva europea numero 33 relativa all'accoglienza fa una specifica molto importante che non può essere sottovalutata, ed è quella proprio della richiesta agli Stati membri di garantire la tutela della salute, ma salute intesa come fisica e mentale. Questo non è una specifica di poco conto, diciamo, è fondamentale rispetto proprio alla tipologia di supporto che viene dato e alla gestione di centri di accoglienza per richiedenti asilo per tutta la fase della procedura. Quindi appunto la criticità di avere richiedenti asilo che permarranno
per tutta la durata della procedura in centri che originariamente non erano stati pensati per questo ruolo, e qui si vede appunto l'impossibilità di passare alla seconda accoglienza del vecchio, cioè la differenza tra prima e seconda accoglienza del vecchio impianto normativo. Un impianto normativo che, come gli altri hanno detto, aveva grandi criticità, però è vero anche che ha creato una sorta di ordine all'interno del sistema di accoglienza italiano negli ultimi anni. Che poi ci siano state delle mancanze, delle non implementazioni, è vero. Però il problema è, come diceva Daniela, questa impossibilità per i richiedenti asilo di entrare nel sistema SPRAR, che era praticamente il fulcro dell'accoglienza richiedente asilo, il sistema di protezione richiedente asilo, e concordo con la definizione data rispetto al significato della parola sistema di protezione. L'UNHCR appunto ha sempre supportato l'impianto normativo del 142 proprio nella sua accezione di livelli diversi. Ha sempre supportato anche l'espansione dello SPRAR come sistema centrale dell'accoglienza per i richiedenti asilo. E anche l'attività dell'UNHCR ha spinto sempre per favorire i trasferimenti, con numerose segnalazioni fatte direttamente anche da noi, frutto dell'attività di monitoraggio, proprio per facilitare questo famoso trasferimento di persone specialmente vulnerabili tra la prima accoglienza e la seconda accoglienza. Ritorno a parlare un attimo appunto della realtà dei fatti adesso rispetto proprio a questo nuovo capitolato che stiamo aspettando e che porterà enormi problemi, perché i problemi verranno riversati totalmente sui territori. Il primo punto problematico è proprio questo dell'abbassamento degli standard, della eliminazione di servizi dell'accoglienza. Penso soltanto a quanto si dice l'eliminazione della figura dello psicologo all'interno di un centro di accoglienza. Questo è una criticità enorme per quanto riguarda la capacità di identificazione delle vulnerabilità, e non solo di identificazione delle vulnerabilità grazie alla presenza di un personale specializzato, ma anche la capacità di referral della vulnerabilità sul territorio, con i servizi presenti sul territorio. Parliamo di protocolli che tanti enti gestori firmano per proprio fornire l'assistenza di enti già presenti sul territorio, e ritorniamo sul discorso del territorio. Il secondo punto è proprio quello dell'italiano, che al di là del fatto che non verrà data la possibilità di accedere a corsi di italiano, oltre all'impossibilità di avere uno strumento in più all'uscita per potersi integrare, ma creerà anche un problema durante l'accoglienza, per tutto il tempo che durerà. Questo non sappiamo se i tempi verranno velocizzati oppure no. Il problema è proprio, penso, ai centri di grandi dimensioni, quelli isolati. Ci sono tante zone dove noi abbiamo visto centri che sono veramente isolati, lontani dai centri abitati, dove anche i mezzi di trasporto sono molto, molto carenti purtroppo, e vengono scelti molto spesso questi centri di accoglienza per varie ragioni. Non insegnare l'italiano darà un ulteriore colpo alla possibilità di queste persone, degli ospiti, di poter interagire con il territorio per tutta la durata della loro permanenza in accoglienza, che l'accoglienza sarà praticamente un posto dove andare a dormire e mangiare, come abbiamo detto prima. Quindi questo porterà possibilmente anche tensioni sul territorio, che si riverseranno proprio sull'aspetto di sicurezza della presenza delle persone sul territorio. Quindi su questo ribadisco proprio l'importanza del concetto di salute, intesa come fisica e mentale, come richiamato dalla direttiva, che è proprio uno degli aspetti che vanno considerati maggiormente nella gestione dell'accoglienza. Quindi questo. Grazie Diana. Fino a quanto dura il monitoraggio di UNHCR all'interno del progetto ministeriale? Fino all'anno prossimo, quindi ok, direi che in questa densa, intensa e mi sembra anche abbastanza coerente carrellata di interventi abbiamo davanti il volto di un sistema a cui viene chiesta una trasformazione, ma rispetto al quale non viene detto che cosa questa trasformazione debba effettivamente realizzare. Sono emerse molte più incongruenze che punti di contatto, sono immerse molte incertezze, è emerso un periodo transitorio in cui, se penso al mio territorio, ma ci sono in sala colleghi sindaci e amministratori
dei comuni del territorio, Bogliasco, Recco, Camogli, ma anche di altri comuni, c'è Albisola, c'è Cogorno, ci sono un po' di altri territori, ne dimentico sicuramente alcuni, che sono interessati da questa dinamica. Se nel breve sappiamo più o meno che possiamo portare avanti quello che abbiamo in casa in questo momento e stiamo facendo, però già nel medio periodo l'incertezza che arriva è consistente. Credo che in questo tipo di fasi occorra trovare punti di riferimento. Certamente ne sono emersi due in maniera molto forte. Uno, che l'advocacy torna ad essere un'attività importante e fondamentale dell'agire di ciascuno di noi, un'advocacy che non è soltanto polemica politica, un'advocacy che è reclamare diritti per tutti, i migranti ma anche i cittadini italiani rispetto alla sicurezza, ma anche gli abitanti di un territorio nel loro insieme rispetto al benessere, e farlo in maniera documentata, quindi l'informazione. Personalmente ho molto sentito questo dovere e mi è stato difficile informarmi. Sono considerato parzialmente un tecnico del settore oltre che un amministratore locale. Non è stato facile mettere insieme un quadro di informazioni coerenti da poter trasmettere. Mi sono fatto una mia idea politica da cittadino, ma quello che importa oggi è davvero, quando parliamo di questi aspetti, dare le informazioni corrette e raccontare le storie che poi queste informazioni supportano e che rendono quindi possibile continuare a portare avanti un'idea positiva dell'accoglienza e dell'integrazione. Sì, no, io sono Danilo Parodi, lavoro per il Comune di Genova e anche per il Comune di Sori. Niente, io volevo solo leggere un comunicato che, come tecnici dei progetti SPRAR di Genova e del Golfo Paradiso, abbiamo elaborato insieme e che vorremmo inviare ai sindaci dei comuni della città metropolitana di Genova, dove appunto lavoriamo, e per illustrare quelle che secondo noi sono le problematiche che poi sono quelle che le problematiche che ricadranno molto velocemente nel prossimo futuro sui comuni e che poi sono quelle di cui si è parlato in modo approfondito questa mattina. Quindi leggo questo comunicato che poi appunto verrà firmato dai tecnici SPRAR e inviato ai sindaci. Allora, ai sindaci dei comuni della città metropolitana di Genova. Come tecnici da tempo impegnati nella gestione dei progetti SPRAR del Comune di Genova e dei comuni della conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario numero 13 Genova Levante, intendiamo segnalare la situazione venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 113/2018 relativamente, l'abbiamo iniziato un po' prima a fare questo testo, relativamente alle problematiche dell'accoglienza dei soggetti maggiormente vulnerabili oggi presenti sul territorio cittadino genovese. La previsione legislativa che esclude dall'accoglienza all'interno dei progetti SPRAR a partire dal 5 ottobre 2018 i richiedenti protezione internazionale e i titolari di permesso per motivi umanitari nelle sue varie forme e diciture, con le eccezioni numericamente poco consistenti riguardanti solo alcune specifiche categorie residuali, indirizzerà inevitabilmente verso i servizi a bassa soglia cittadini, mense, dormitori, docce, distribuzione di alimenti e medicinali, eccetera, eccetera, e verso i servizi sociali e sociosanitari locali tutte quelle persone autorizzate a permanere sul territorio a cui sarà precluso l'accesso ai servizi fino ad oggi erogati dai centri SPRAR. Rimarranno senza risposta, in particolare tra i richiedenti protezione internazionale, tutti i soggetti vulnerabili elencati nell'articolo 17 del decreto legislativo 142/2015, i minori accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza,
i nuclei monoparentali, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone vittime di torture e di altre forme di violenza, che potranno essere accolti solo nei centri di accoglienza straordinaria, dove a causa della riduzione dei contributi giornalieri riconosciuti agli enti gestori si produrrà inevitabilmente una contrazione della qualità e della quantità dei servizi erogati alle persone accolte. Non troveranno più risposte in termini di accoglienza nei centri SPRAR e di supporto alla propria condizione di eventuale disagio a conclusione della procedura di richiesta di asilo tutti i destinatari di un permesso per motivi umanitari che dovranno lasciare i centri che li hanno ospitati durante tale prima fase. Alla fine di ottobre 2018 erano presenti nei centri di accoglienza straordinaria situati sul territorio del comune di Genova circa 1600 persone che arrivavano a circa 1850 facendo riferimento all'intero territorio metropolitano. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno nella relazione illustrativa del decreto legislativo 113/2018, circa il 53% del totale dei richiedenti protezione internazionale otterrà un permesso riconducibile al vecchio soggiorno per motivi umanitari, sommando quelli riconosciuti dalle commissioni territoriali a quelli decisi dall'autorità giudiziaria in sede di ricorso contro il mancato riconoscimento della protezione internazionale. Questo per la nostra area metropolitana significa che nei prossimi mesi circa 800-900 persone si troveranno in questa condizione e dovranno progressivamente lasciare i centri governativi senza poter accedere ai centri SPRAR, ormai riservati solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. La Commissione territoriale locale, competente per Liguria e Basso Piemonte, adotta attualmente circa 200 decisioni al mese, il che significa che circa 100 persone al mese otterranno una forma di protezione umanitaria, facendo riferimento a queste percentuali, non utilizzabile per accedere ai centri SPRAR, riversandosi quindi per gran parte sul territorio genovese, in cerca di risposte ai bisogni di accoglienza e di supporto alla propria condizione di disagio, andando progressivamente a intasare, con domande più o meno improprie, i servizi esistenti, determinando per questa via un peggioramento complessivo degli stessi, sia per quel che riguarda la capacità di ascolto degli operatori, sia per quel che riguarda la capacità di fornire risposte adeguate. Due saranno le condizioni con le quali ci si dovrà maggiormente confrontare a partire dalle prossime settimane: quella del gruppo dei singoli adulti, che pur autorizzati a permanere sul territorio vedranno preclusa al momento del riconoscimento della protezione umanitaria ogni possibilità di ulteriore accoglienza, e quella del gruppo dei soggetti vulnerabili che da un lato troveranno sempre meno risposte all'interno dei centri governativi durante la procedura di richiesta di protezione e che non potranno più accedere al sistema SPRAR nel momento in cui, ottenuta la nuova protezione umanitaria, dovranno uscire dai centri di accoglienza straordinaria. I primi andranno a gravare sui servizi a bassa soglia in concorrenza con coloro che già vi si rivolgono, italiani e stranieri, peggiorando la qualità complessiva e l'operatività degli stessi. I secondi, in particolare le donne in stato di gravidanza, i nuclei monoparentali ed i nuclei familiari con minori, andranno a aumentare la richiesta di assistenza verso i servizi sociali distrettuali e sovradistrettuali del comune di Genova e dei comuni dell'area metropolitana, sede di centri governativi, CAS, che dovranno fare fronte a un forte incremento della richiesta di aiuto senza avere nel contempo nuove risorse da mettere a disposizione. Genova, 7 dicembre 2018. Genova e Sori a questo punto, perché credo che spieghi in maniera molto chiara e dal basso quelle che sono le preoccupazioni di chi lavora in questo ambito. Io volevo davvero in maniera non formale, non scontata, ringraziare Diana, Gianfranco e Daniela
e anche Pierluigi che è dovuto andare via, per il contributo che ci hanno portato questa mattina. Parimenti tutti noi e tutti voi, perché quello che emerge è davvero un desiderio di capire, è davvero un desiderio di poter continuare a fare ciò che riteniamo si debba fare in una maniera dignitosa, anche all'interno di una serie di strettoie che a molti di noi appaiono assurde, inaccettabili, e quindi in questo senso chiamano in causa direttamente la nostra valenza politica di cittadini. Ciascuno agisca collettivamente possibilmente se si può cambiare questa cosa, ma che come tecnici, come operatori, come amministratori locali, come educatori, come soggetti impegnati in questo settore oggi ci chiamano a agire riflessivamente il più possibile con gli strumenti a disposizione per cercare di ottenere obiettivi che mi sembra siano ancora obiettivi condivisi, che siano quelli comunque della qualità dell'accoglienza. Aver avuto con noi loro è un segnale forte, a mio avviso, che vale per un territorio piccolo come il nostro, ma in senso più ampio anche proprio nell'ottica della città metropolitana, ma soprattutto di una rete di comuni che è quello in cui crediamo, che può essere tranquillamente transprovinciale, transregionale, transmetropolitana, che è una delle direzioni nelle quali la prassi, l'esperienza di coloro che hanno operato sul territorio e che pensano di avere qualcosa da dire su come si gestisce e si gestiscono fenomeni di questo genere, perché l'hanno fatto e perché ne hanno visto i risultati, può essere giocata. Penso che il futuro oggi sia davvero da immaginare in una maniera un po' più ampia, un po' più complessa, cercando connessioni tra puntini che oggi, fino ad oggi magari non avevamo visto insieme, provando ad essere generativi, non dimenticandoci che in fondo la bellezza di quello che facciamo è tangibile. Tante nostre storie lo dimostrano, vogliamo continuare a raccontarle, vogliamo raccontarne di più belle e di migliori di quelle che abbiamo raccontato finora. Quindi grazie per esserci stati, portate fuori informazioni corrette, buon appetito e grazie mille a tutti voi.